Euroregione News. Prealpi Giulie, il paradiso rinfrescante. Per una fuga giornaliera o un fine settimana low cost in cerca del fresco e della neve, possiamo immergerci nella natura del vicino Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Il direttore del parco, Stefano Santi, descrive con grande enfasi le opportunità. Durante l'estate offre un'innumerevole gamma di possibilità di visita, ci possono essere delle semplici passeggiate a fondovalle proprio in Varresia, lungo ad esempio il sentiero Talipapot, oppure si possono raggiungere due malghe che sono all'interno del parco, Malga Côte a Resia e Malga Confin a Venzone, e anche avere la possibilità così di vedere la natura che c'è attorno a questi luoghi, ma anche di degustare i prodotti tipici della zona. Infatti il parco si contraddistingue anche per una serie di produzioni tipiche, fra cui la più famosa è l'aglio di Resia. Naturalmente le passeggiate sono innumerevoli e permettono di raggiungere anche l'Alta Val Torre lungo il sentiero Natura Valle Musi, oppure in comune di Moggio Udinese si entra nella straordinaria riserva della Valalba visitando la zona del Walt e arrivando fino al Ciuc d'Albor. Non va dimenticata la possibilità che è offerta di giungere sulla cima del Monte Canin, poco meno di 2600 metri, e di visitare quelle che sono le sue straordinarie peculiarità geologiche. Il carsismo del Canin infatti permette di entrare in un ambiente che è quasi lunare, ma che proprio in questo periodo presenta delle fioriture eccezionali. Tutte le informazioni si possono ricevere presso i centri visita ed i punti informativi, in maniera particolare il centro visite di Prato di Resia, che è aperto tutta la settimana, tutti i giorni della settimana, con orario 9-1-2-5, oppure il punto informativo di Resiutta, che è aperto ugualmente in questo periodo nei fine settimana. In agosto invece sarà aperto tutto il giorno con gli stessi orari 9-1-2-5. Comunque tutte le informazioni si possono trovare sul sito del parco www.parcoprealpigiulie.it. Il parco e soprattutto il centro visite di Prato di Resia è raggiungibile da Udine con facilità, salendo per la statale Pontebana fino a raggiungere la località di Resiutta. A Resiutta si svolta a destra e c'è un'unica strada che entra in Varresia e che permette di raggiungere in circa 10 minuti da Resiutta Prato di Resia. C'è anche la possibilità, giungendo in autostrada, di uscire al casello di Carnia, girare appunto in direzione o di Udine o di Tarvisio, e al bivio girare per Tarvisio e arrivare a Resiutta ancora una volta, e da qui raggiungere con facilità Prato di Resia lungo questa strada che costeggia il bellissimo fiume Resia. Lungo i percorsi del parco è possibile innanzitutto immergersi in questi straordinari paesaggi, sia nei boschi, che sono soprattutto boschi di faggio e di pino. Salendo poi in quota si arriva in queste immense praterie che si trovano a circa 1800-1900 metri e danno visioni straordinarie sulle cime delle Prealpi Giulie, cioè sui Musi e sul Plauris, ma anche su questa cima mitica delle Alpi Giulie che è il Monte Canin. Attraverso questi percorsi si può arrivare ovviamente anche sulla cima di queste montagne che dicevo in precedenza. Ovviamente si incontrano acque scintillanti, anche molto belle cascate come la cascata del Fontanone di Barman qui in Varresia o il Fontanone di Goriuda in Varracolana. E la flora, c'è flora in ogni stagione, per cui si passa da quella di fondovalle che è visibile durante il periodo primaverile, in estate invece si sale di quota e ci sono queste straordinarie fioriture, perché pensate, nel parco ci sono oltre 1200 fra specie e sottospecie di fiori, di cui oltre 60 sono i cosiddetti endemismi, cioè dei fiori che sono specifici di questo territorio. Se si ha la pazienza di andare lungo i percorsi del parco alla mattina e alla sera, non è difficile imbattersi in alcuni animali. Particolarmente facili da vedere sono i caprioli, e se si sale di quota anche i camosci e gli stambecchi nella zona del Monte Plauris o nella zona del Monte Canin.
cestini di vimini di solito vengono utilizzati per la raccolta dei funghi. Va ricordato che la raccolta dei funghi è in genere regolamentata in tutta la nostra regione, e in particolare prima di venire nel parco è bene telefonare al parco, così gli spieghiamo bene quali sono i comportamenti corretti da seguire. Certo che portare il cestino di vimini è meglio che portare la borsa di plastica, perché in questo caso si impedisce proprio la diffusione delle spore, per cui è un comportamento almeno più corretto. Parco delle Prealpi Giulie collabora da ormai numerosi anni con uno dei più grandi parchi nazionali europei, il Parco Nazionale del Triglav, che è il Parco Nazionale Sloveno. Assieme a questo si dedica a progetti che hanno come finalità la promozione congiunta dei due territori, anche con appunto ai fini turistici, la protezione della natura, per cui si fanno ad esempio monitoraggi congiunti su Camoscio e Stambecco nella zona di confine, le attività dell'educazione ambientale. Per cui nei programmi sia del Parco del Triglav sia del Parco delle Prealpi Giulie è possibile trovare anche escursioni che interessano i territori limitrofi, per cui in quello delle Prealpi Giulie sarà possibile trovare delle proposte che riguardano il Parco del Triglav e viceversa. Questa è una maniera per dire che la natura non ha confini e magari un domani arrivare a un'unica area protetta che non tenga conto di questo confine esistente adesso fra i due stati. Intanto il parco interessa 6 comuni. La sua sede è a Resia, però ci sono anche i comuni di Resiutta, di Lusevera, di Venzone, di Chiusaforte e di Moggio Udinese. Va da una altitudine di circa 300 metri nel comune di Resiutta fino ad arrivare ai 2586 del Monte Canin sul confine con la Slovenia, proprio in comune di Resia. E va anche detto che questo parco è interessante dal punto di vista della natura perché si trova in una zona di contatto fra 3 aree biogeografiche, quella mediterranea, quella alpina e quella illirica, e queste 3 aree sono molto evidenti nelle specie sia di flora che di fauna che sono presenti, e la particolarità è che si trovano molto vicine, per cui si possono trovare fiori di origine alpina come il camedrio vicino alla ginestra. Questo succede soprattutto nella parte meridionale del parco. È un parco che è visitabile in tutte le stagioni, perché mentre in estate appunto si può arrivare sulle cime più alte, durante l'inverno è possibile partecipare alle escursioni che comunque organizziamo. Ad esempio, se non c'è neve si cammina alle quote più basse, ma comunque è un periodo sempre molto interessante. Se c'è neve anche organizziamo uscite ad esempio con le ciaspole, molto rispettose, molto attente della presenza degli animali che in questo periodo naturalmente mangiano meno, per cui sono più deboli e devono essere particolarmente rispettate, ma anche per scoprire un po' quelle che sono le tracce. E ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, ai ragazzi, ai bambini, perché per noi è molto importante l'educazione ambientale, il fatto che capiscano qual è l'importanza della natura in generale, ma anche delle aree protette nella protezione appunto della natura stessa. In comune di Resiutta nel corso del tempo è stato deciso di operare il recupero di una parte di un sito minerario, per cui proprio a Resiutta è possibile visitare la vecchia miniera di scisti bituminosi che è all'interno del parco e può essere raggiunta con una camminata di circa 1 ora e mezza proprio dal paese di Resiutta. Nell'adiacente villaggio minerario c'è un ricovero montano che è sempre aperto, dove si può anche passare tranquillamente la notte. C'è un bel sentiero in cui è possibile osservare anche i fossili, e a Resiutta paese c'è un punto informativo che è appunto dedicato alla memoria di questa miniera, anche con le interviste dei minatori, i loro vecchi strumenti e così via. Un'altra particolarità di Resiutta è che abbiamo recuperato assieme al comune una cavità nella montagna che era la vecchia ghiacciaia della birreria Dormisch. Questa ghiacciaia serviva a mantenere la birra prima che venisse venduta, quando veniva appunto affinata, e serviva a tenere conservato il ghiaccio a basse temperature, il ghiaccio che veniva preso
dalle donne e messo nei gerli proprio sulle pendici settentrionali del Monte Plauris. Sto ghiaccio veniva messo nella ghiacciaia, la birra veniva messa lì nei periodi in cui non esistevano ancora i frighi, e la Dormisch, che è una delle birre friulane più vecchie e attualmente successivamente passata di mano, è proprio nata a Resiutta, per cui Resiutta paese della miniera e paese della birreria. Dal centro visite di Prato di Resia per Euroregione News, Marco Bascioli. Euroregione News.